Una buona serata telespettatrici e telespettatori, ben ritrovati a questa nuova puntata di TV7 Comuni, il programma che parla del vostro territorio veneto attraverso la voce dei nostri primi cittadini. Anche questa sera affronteremo numerose tematiche, questa volta legate al comune di Curtarolo, così come facciamo con tutti i comuni del Veneto. Grazie alla vostra partecipazione continuiamo ad affrontare queste tematiche, riusciremo ad evidenziare le caratteristiche di ogni particolarità del territorio e lo facciamo grazie appunto alla vostra partecipazione. Quindi continuate a scriverci al 347 247 1498 oppure mandandoci una mail a tv7comuni@gruppotv7.com con le vostre richieste che porremo ai nostri sindaci. E adesso andiamo nel dettaglio della serata con Maurizio che ci presenta l'ospite. Sì, Belmaris, questa sera ci spostiamo in Alta Padovana, in un comune vicino a Padova ma abbastanza distante da fare storia a sé. Parliamo di Curtarolo e per farlo abbiamo con noi in studio il sindaco Martina Rocchio. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per essere venuta qui questa sera e per parlare di Curtarolo. Io direi entriamo subito nel merito perché i cittadini ormai si saranno accorti da qualche mese in corso un importante cantiere a Pieve di Curtarolo, una frazione del comune. Vediamo a che punto siamo e poi lo commentiamo assieme. Manca poco ormai al termine dei lavori di messa in sicurezza della viabilità nella frazione di Pieve di Curtarolo. Una serie di interventi che è stato possibile realizzare grazie ai fondi PNRR, dal valore complessivo di circa 800.000 euro. La piccola frazione in Alta Padovana lamentava da tempo la pericolosità dei suoi incroci e la scarsa efficienza delle strutture viarie. Problemi che hanno trovato una soluzione nel progetto di riqualificazione portato avanti dall'amministrazione comunale, orientato a migliorare definitivamente la sicurezza stradale. Gli interventi effettuati sono stati diversi e ancora ne mancano all'appello perché i lavori siano conclusi, dalla sistemazione del manto stradale fino all'istituzione di un senso unico e alla costruzione di nuovi parcheggi e marciapiedi. In totale il PNRR ha finanziato il 90% della spesa complessiva, mentre il restante 10% è stato coperto dalle casse comunali. Allora, abbiamo visto un intervento a tutto tondo, al di là delle cifre che abbiamo sentito, come cambierà la frazione di Pieve? Cioè, è un intervento mirato, mi pare di capire, un po' alla qualità della vita, alla sicurezza e alla qualità della vita, giusto? Certo, sì, allora la frazione di Pieve, diciamo, attendeva questa riqualificazione sicuramente da tantissimi anni. Devo premettere che sono fondi PNRR, ma prima erano fondi ministeriali, sono poi successivamente diventati fondi. Sì, esatto. Quindi parliamo di un investimento insomma importante, come si diceva prima, quasi 805.000 euro, che va appunto a riqualificare tutto il centro della frazione. Quindi si parlava di un senso unico proprio perché questo finanziamento e questo bando era stato ideato inizialmente proprio per incroci pericolosi e di questo parliamo perché, come si vedeva prima, l'incrocio effettivamente è pericoloso e per cercare di porre, come dire, rimedio abbiamo anche istituito un senso unico che non è ancora chiaramente partito perché, come si vedeva dalle immagini, i lavori stanno ancora continuando, più o meno insomma indicativamente si pensa termineranno anche con le asfaltature perché sapete che bisogna asfaltare chiaramente anche quando le temperature lo permettono, quindi indicativamente presumiamo che per marzo sarà tutto concluso e quindi anche da lì partirà insomma ecco l'istituzione del senso unico. Si diceva sì una riqualificazione, chiaramente anche a livello, come dire, ottico, perché sicuramente sarà molto più bella anche la frazione stessa, ma soprattutto sotto l'aspetto della sicurezza. Quindi si parlava di nuovi marciapiedi, proprio perché non vi erano, e su questo devo dire che sono state fatte, come dire, anche delle puntuali come dire, osservazioni anche con gli esercenti che sono lì, perché come avete visto ci sono anche tante attività proprio nella frazione e quindi si è cercato chiaramente di ridurre al minimo i disagi, ma sappiamo che quelli insomma quando ci sono dei lavori chiaramente bisogna metterli in conto, ma più che altro per cercare di porre rimedio a delle problematiche che c'erano insomma e quindi ecco risolverle.
Tra l'altro c'è anche una scuola lì nella frazione, se non vado Certo, errato. sì, c'è una scuola elementare e anche in questo caso, visto che chiaramente i parcheggi sono sempre pochi, abbiamo istituito, e anche per mettere in sicurezza poi chiaramente i ragazzi, i bambini, è stata fatta come dire, al retro della scuola una serie di parcheggi importanti, anche con un viale che condurrà quindi in sicurezza i ragazzi e anche i genitori all'interno della scuola stessa. Questo perché? Perché, come dire, si andrà ad implementare anche il traffico sulla parte, come dire, anteriore della scuola, proprio perché il senso unico passerà anche da quella parte. Quindi per evitare, come dire, commistioni, chiaramente l'entrata è stata, diciamo, posta del retro. Insomma, si ridisegna un po' tutto quanto. Sicuramente sì, sarà insomma un cambiamento importante e quindi bisognerà, come dire, prendere pian piano mano anche della cosa. So che si sta intervenendo anche in quella che chiamiamo digitalizzazione dei servizi del comune, ma che cosa significa esattamente in questo senso? Allora, sempre grazie ai fondi PNRR, il comune di Curtarolo potrà insomma vantare circa 300.000 euro grazie a questi fondi per la digitalizzazione. Quindi parliamo di tutta una serie di servizi che andranno appunto a favore dei cittadini, quindi il cittadino informato, insomma ci sono poi varie specifiche e vari progetti che riusciranno a dare, come dire, un servizio maggiore e forse anche più immediato relativamente proprio anche a quelli che sono poi tutte le attività all'interno del comune. Quindi possibilità insomma di accedere anche da casa con delle app apposite a appunto dei servizi che il comune andrà a fornire e in più anche la possibilità per il comune stesso di interagire con gli altri enti e quindi di avere, come dire, in maniera anche più veloce delle informazioni necessarie poi per dare risposte insomma ai cittadini. Ecco, per fare un esempio pratico, che cosa un cittadino del Curtarolo potrà fare da casa sua senza magari spostarsi negli uffici comunali quando sarà avvenuta appunto questo allora tutta una serie diciamo di certificazioni, anche di richieste, poter da casa anche riuscire a fissare degli appuntamenti magari senza chiamare. Dall'altra parte però è vero, la digitalizzazione è importante, però sappiamo che magari alcune persone di una certa età fanno un po' più fatica, quindi dentro questo pacchetto c'è anche una serie di servizi dedicati alla formazione dei cittadini in modo da riuscire ad andare anche verso le esigenze di chi chiaramente magari ha meno dimestichezza, quindi dei video che possano insomma anche aiutare poi a utilizzare queste app. Quindi nessuna paura, insomma, c'è sempre il modo per capirci ripeto, qualcosa. Gli uffici sono sempre aperti e quindi danno sempre risposte. È chiaro che se si può anche agevolare, insomma, meglio. Allora, da un po' di tempo a Curtarolo si parla di sostituire i corpi illuminanti, le cosiddette lampadine, lampioni, per portare la tecnologia LED, che è meno impattante, più efficiente, illumina meglio. È un progetto un po' complesso, ne parliamo in realtà da diverso tempo. A che punto siamo più o meno con la posa dei nuovi LED? Sì, allora grazie a un project Financial Era Luce è diventata aggiudicataria di questo progetto e di conseguenza abbiamo già firmato, come dire, il contratto definitivo che andrà quindi a riqualificare più di 1900 punti luce all'interno di tutto il territorio comunale. Per noi è questione diciamo importantissima perché insomma portare il LED in tutto il territorio è veramente qualcosa di importante, una riqualificazione sotto anche poi l'aspetto economico perché ci sarà una riduzione anche dei costi e i lavori insomma dovrebbero iniziare nei prossimi mesi perché in questo periodo stiamo anche facendo dei calcoli per cercare di implementare quindi anche insomma con risorse chiaramente sempre del comune altri punti luce in zone chiaramente che sono state scoperte per tantissimo tempo e quindi riuscire a dare anche con questo una maggiore sicurezza perché poi l'illuminazione è anche sicurezza. Vabbè, chiaramente. E poi comunque è un comune il vostro che ha dei piccoli centri ma poi anche molta campagna, insomma. Esattamente, campagne, sì, quindi... sì, cioè la vastità insomma c'è, quindi sì. E bisogna portare attenzione un po' in tutti i posti. Certo. Belmarissa, so che come al solito i nostri ascoltatori hanno fatto delle domande, in questo caso la porre al sindaco Rocchio. Esatto, sindaco. Abbiamo Erika che chiede, da studentessa pendolare soffro un po' la poca frequenza dei trasporti, a chi possiamo chiedere che aumentino? E poi invece abbiamo Francesco che chiede, abbiamo un piccolo oratorio che è un gioiello del nostro comune, possiamo valorizzarlo di più? Ok, allora relativamente alla prima questione, quindi quella dei trasporti, dobbiamo comunque sempre interfacciarci con Bus Italia e quindi cercare di capire se chiaramente come comune possiamo farci parte attiva in questo e capire se c'è la possibilità, come dire, di implementare delle corse
Chiaro che quelle che ci sono lì da tantissimi anni, però voglio dire, è sempre possibile chiaramente costruire anche un dialogo con il gestore, insomma, poi dei trasporti, per capire se riusciamo a dare delle risposte maggiori, e questo sicuramente, ecco, me lo annoto e quindi lo farò. Relativamente all'oratorio, sì, concordo con Francesco, perché è veramente una perla incastonata nel nostro territorio, un oratorio, insomma, del 400 con affreschi anche di Giusto de Menabuoi. Ricordo che da circa, insomma, 3-4 anni, insomma, da quando c'è questa amministrazione, abbiamo aperto l'oratorio il 4 di ottobre, proprio visto che c'è, insomma, San Francesco e si festeggia appunto in quella data, e questa apertura fa sì che si possa dare, come dire, modo anche alle persone non soltanto del comune di Curtarolo ma anche dei comuni limitrofi di conoscere sicuramente questa importante perla che abbiamo all'interno del nostro territorio. Peraltro abbiamo anche creato un QR code apposito, quindi anche a livello interattivo si può comunque accedere, in modo da avere anche la storia dell'oratorio stessa e poter avere un canale, come dire, in più. Intensificare, come dire, le attività o le aperture non è sempre facile, perché chiaramente bisogna interfacciarsi poi con altri, come dire, con altre persone che sono poi i gestori, come dire, materiali dell'oratorio stesso, però chiaro, insomma, noi prendiamo spunto anche da questa richiesta di Francesco e cercheremo, insomma, ecco, di implementare le attività. Poi però è importante che anche i cittadini partecipino, certo, perché sì, è giusto. Sono i primi ambasciatori del territorio. Esatto, quindi insomma è bello portare, no, anche agli altri queste cose che noi abbiamo all'interno del nostro territorio. Allora, ricapitolando, se ho capito bene, il 4 ottobre, vista la concomitanza con la festa, appunto, sì, di San Francesco, l'oratorio è sempre aperto. Certo. Poi per le visite virtuali, mi pare di capire, c'è un QR code, quindi sì, per approfondire, certo, direttamente sul posto, giusto? Sì, sì. Se il cittadino chiedeva delle aperture, come dire, straordinarie, certo, queste bisogna naturalmente valutarle, inserirle in un calendario, ma dico che non è così impossibile, quindi insomma possiamo anche organizzarlo. Perfetto, va bene. Allora direi che alle domande abbiamo risposto, certo, almeno quelle dei cittadini, perché io ne ho ancora un po' per lei, sindaco. Bene, però adesso ci fermiamo qualche secondo, andiamo in pausa e poi torniamo a parlare del comune di Curtarolo. Mi raccomando, non cambiate canale.